Sulla vicenda degli inceneritori io devo dire due cose. La prima, mi aspettavo questo colpo di coda della giunta Galan. La seconda, prima di entrare nel merito, bisogna almeno riuscire a leggere la delibera. Mi aspettavo questo colpo di coda, ma non di queste dimensioni. 320 delibere votate in un'unica serata e in mezzo a queste, alla numero 120, una delibera che cerca di riaprire la porta anche all'ultimo secondo alla costruzione degli inceneritori. I sindaci del no all'inceneritore si sono riuniti d'urgenza ieri pomeriggio a Casale per studiare una strategia da intraprendere, proprio ora che il rischio dei due termovalorizzatori di un'industria sembrava almeno momentaneamente accantonato. L'esecutivo guidato da Giancarlo Galan, nella sua ultima seduta con i soli voti degli assessori del PDL, ha approvato una disposizione che limita gli effetti della legge regionale 16, approvata a febbraio. Secondo quest'ultima, la Giunta non avrebbe potuto rilasciare nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di smaltimento prima dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti industriali, previo parere della Giunta provinciale. Le disposizioni applicative approvate dalla Giunta limitano invece gli effetti della legge approvata a maggioranza dal Consiglio. Secondo la decisione dell'Esecutivo, infatti, sarebbero esclusi dall'applicazione della norma tutti gli impianti la cui domanda di autorizzazione è arrivata in Regione prima del 20 febbraio, giorno in cui è entrata in vigore la legge blocca inceneritori. Questo rappresenterebbe una porta spalancata per gli interessi degli industriali trevigiani. La cittadinanza si batte contro l'inceneritore per due motivi sostanzialmente. Il primo, non ce n'è bisogno. Noi non produciamo abbastanza rifiuti industriali e urbani per alimentare inceneritori di queste dimensioni. Oltretutto, siamo tra i comuni più virtuosi d'Italia, quindi qui nella nostra zona, nel nostro territorio, di inceneritori non ne abbiamo proprio bisogno.